L'azalea della ricerca AIRC fiorisce anche a Favara. Anche quest'anno le volontarie della sezione di Favara, che vuol dire Centro Culturale Guttuso, sono qui a disposizione della cittadinanza per questo nobile gesto, il contributo di tutti per favorire la ricerca. Sì, un appuntamento importante per festeggiare la mamma e le donne, perché l'azalea è diventato simbolo della cura al femminile. Quest'anno è un anno speciale perché si festeggia il 60° anno della fondazione AIRC e noi come delegazione siamo orgogliosi, onorati e soprattutto abbiamo un senso di responsabilità proprio per festeggiare assieme a tutti questo grande avvenimento, soprattutto questo grande risultato che l'AIRC sta avendo, perché l'AIRC promuove la ricerca e le cure e il risultato è ottimo perché oggi tantissime donne che hanno avuto un cancro anche con metastasi riescono a riprendere e a vivere una vita come se niente fosse, e questo grazie appunto alla ricerca e grazie all'AIRC. Quindi noi ogni anno scendiamo in piazza con tanta voglia veramente di fare di più perché ci crediamo, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi ringraziamo di cuore i ricercatori, ringraziamo i volontari e ringraziamo soprattutto la gente che ancora oggi, nonostante i tempi crisi che ci sono, rispondono a pieno titolo e noi assieme a loro vogliamo dire: Favara, noi contro il cancro ci siamo. La ricerca è fondamentale in tutte le nostre manifestazioni e in particolare oggi come festa della mamma dobbiamo avere un occhio particolare verso le neoplasie in generale, verso i tumori. Un nemico che dobbiamo sconfiggere. Come lo possiamo sconfiggere? Sicuramente con i contributi che il governo dovrà elargire in misura maggiore rispetto a quello che ha fatto finora, ma i cittadini tutti possiamo partecipare e in particolare la classe medica deve dare uno scatto, diciamo, per poter aumentare queste donazioni, aumentare questo contributo che possiamo dare. Oggi lo diamo con l'azalea. L'azalea io per esempio ho deciso di portarlo a mia mamma, ecco, facciamolo tutti, vogliamo farlo tutti a dare questo contributo per poter sconfiggere questo male che ad oggi è poco curabile. Non vorrei dire incurabile perché i risultati sono già buoni, ma speriamo che diventi curabile al 100%.